Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Baiubadu, 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 baiubadu. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi. Perché parliamo la stessa lingua. Perché abbiamo gli stessi valori. Baiubadu, Perché sappiamo guardare avanti. baiubadu. Siamo con te perché siamo come te. Seconda parte di Cronache Trevigiane, siamo ancora qui nella stalla sociale di Monastir per parlarvi di questi 40 anni di cooperazione che però non è doma, non è ferma, non è ancorata al passato ma guarda al futuro con una inaugurazione di un impianto di biogas, lo abbiamo detto, che andrà a dare il fabbisogno elettrico a 2000 famiglie. Chi c'era? C'era anche il presidente Leonardo Muraro, che di energie in questo periodo ne sta parlando, sta guardando anche lui al futuro, ma partiamo proprio da questa realtà agricola, capace davvero, come lei ha detto, di reagire. Complimenti per i 40 anni, complimenti per questa stalla innovativa, complimenti perché qui a Treviso ancora una volta non si chiacchiera, qui si applica direttamente il risparmio nelle emissioni in atmosfera, una grande prospettiva economica ma soprattutto aver saputo dare una continuità a un allevamento importante, oltre 2500 capi, col problema dell'etame che doveva essere sparso in campagna, viene recuperato, viene messo in questi digestori e si produce energia elettrica, un grande abbinamento, una proiezione futura importantissima per questi allevatori che meritano veramente tanti auguri e soprattutto hanno dimostrato che qui concretezza ed investimento lavorano in maniera parallela per raggiungere qualità industriali importanti. Presidente, e poi voi avete dato anche un esempio nella nuova sede provinciale, mi riferisco al Sant'Artemio, dove avete messo il fotovoltaico. Anche noi abbiamo voluto nei parametri di Kyoto, di Copenaghen dare il nostro contributo risparmiando il petrolio, perché qui parliamo di risparmio di petrolio, per cui di importazione di costi per il nostro paese. Il sole fornirà l'energia elettrica a tutto il Sant'Artemio, dall'altra parte il riscaldamento in queste giornate fredde viene fornito dal legno, il legno scartato nei cicli di lavorazione, il legno che viene raccolto dalle raccolte differenziate degli enti di bacino viene macinato e viene bruciato, per cui un circuito chiuso ambientalmente senza depauperare sostanze prime, rispettando tutti i criteri ambientali, ma adottando quei buoni principi della vecchia famiglia che aveva la stufa a legno e metteva il pezzettino di legno per fornire il calore. Allora, grazie Presidente Muraro, grazie per questo intervento. Noi ci fermiamo qui, un servizio di Cronache Trevigiane e poi ancora dalla stalla sociale di Monastir. Conoscere il Parco del Sile. È il nuovo progetto di comunicazione nazionale e marketing territoriale presentato dal Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e costruito nel corso di diversi mesi. La rivista Veneto e Veneti, edita da Noema, ha realizzato un numero speciale interamente dedicato al Parco del Fiume Sile e grazie alla collaborazione dell'azienda trevigiana Z Group, specializzata nella produzione di video e documentari, ha inserito nella rivista un DVD multimediale realizzato con particolari tecnologie, contenente 30 video, 500 fotografie, 10 cartine e 50 testi a corredare un viaggio virtuale nel parco e nelle sue bellezze. Un progetto che coinvolgerà in modo speciale le scuole di tutta Italia, come ci spiega il presidente dell'ente parco Alberto Magaton. Andiamo ad mandare queste copie di Veneto e Veneti con il DVD a 50.000 persone, sostanzialmente la tiratura è di 50.000 copie. Questo andrà a interessare i dirigenti scolastici, andrà a tutti i sindaci d'Italia, andrà a tutti quelli che sono gli addetti ai lavori del turismo. Quindi abbiamo una copertura totale del territorio nazionale per quanto riguarda la conoscenza del nostro fiume. Tra magiche trasparenze, leggende e borghi d'autore, gli alunni delle scuole potranno ascoltare il canto dell'acqua del fiume di risorgiva più lungo d'Europa e, perché no, visitarlo anche dal vivo. Ai nostri microfoni il vicepresidente Eric Zanatta. Daremo la possibilità alle scuole e soprattutto agli insegnanti di creare delle piccole lezioni tematiche, quindi, e poi finalizzate nel periodo finale dell'anno con una visita guidata al parco. Un
un progetto articolato dunque, che ha incontrato da subito il favore di pubblico e istituzioni, a cominciare dal Comune di Treviso, tra i sostenitori dell'iniziativa, che farà riscoprire alla città il suo volto acqueo, come ci spiega il sindaco Giampaolo Gobbo. Anche Treviso è cresciuta proprio in questo sito perché è ricco d'acqua e perché soprattutto c'è il Sile, e quindi questa credo sia una simbiosi che non può essere certamente dimenticata. Applaudito anche da Federparchi, che riconosce in questa proposta multimediale un nuovo modo di fare comunicazione, il progetto ha assemblato un efficace mix di strumenti come carta stampata, grafica di alto livello, DVD multimediale con video, interviste, fotografie, visite virtuali, documentazione e racconti di storici locali, ed è stato realizzato in sinergia con il Ministero delle Politiche Agricole e la Regione del Veneto, che hanno riconosciuto l'importanza della pubblicazione. Particolarmente soddisfatto l'editore Luigi Cadorna, che riconosce nel lavoro svolto la capacità di ottenere risultati importanti con un sano lavoro di squadra. I 10.500 dirigenti didattici che sono stati coinvolti dall'iniziativa l'hanno apprezzata anche perché considerano l'esperienza del parco e il viaggio attraverso i suoi percorsi una opportunità formativa importante, perché coniuga non solo il rapporto con l'ambiente, che è la lettura più tradizionale del parco, ma anche il rapporto con un modo di fare economia che è sostenibile e che quindi rappresenta per gli studenti una nuova interpretazione anche delle loro prospettive professionali. Qualche lacrima l'ha strappata la sezione dedicata alle voci del Sile, dove il fiume si racconta attraverso i suoi protagonisti, che hanno vissuto e vivono il fiume seguendo il ritmo antico scandito dalle sue acque. Ancora stalla sociale di Monastier per fare un passo indietro. Questi 40 anni di storia era il 12 dicembre 1969 quando, come ci confermerà Sergio Florian, che fu terzo presidente di questa realtà, 13 allevatori decisero che da soli non potevano più andare avanti e si misero insieme per allevare i vitelli. Del bestiame. Abbiamo cercato, partendo da zero come esperienza e anche come capacità diciamo imprenditoriale in quel momento, abbiamo cercato di fare un mestiere che allora era molto, diciamo, aveva delle previsioni buone dal punto di vista anche reddituale, e attraverso tante prove siamo arrivati a quella che è la realtà attuale. E dopo 40 anni lei dice: sono felice perché il ricambio generazionale c'è in agricoltura, basta saperlo anche accogliere, gestire, introdurre. Sì, io mi sono reso conto che anche il mestiere dell'agricoltore, che viene ancora considerato il mestiere degli stupidi, può dare delle soddisfazioni e può anche attrarre i giovani. L'importante è avere quella ricerca delle novità, quella ricerca del nuovo che dà prospettiva, insomma. Certamente, dopo 40 anni lei non è pago, non è domo, e ha detto: l'esperienza che state aprendo del biogas che darà energia a 2000 famiglie è la più esaltante della nostra storia. Ma guardi, le rispondo in una maniera che può sembrare strana. Io 5 anni fa sono stato operato di tumore e nella fase successiva mi sono chiesto, ma io nella mia vita ho fatto parecchie cose, però in fondo ai giovani che cosa lascio? E in quel periodo ho avuto occasione di conoscere il discorso del biogas e siamo partiti da lì. E ritenevo che fosse un salto nel futuro per le future generazioni. Per le future generazioni. Allora. Rispetto dell'ambiente, redditività